Buonasera, siamo qui con Stefano Dal Santo, neoacquisto dell'Hockey Montecco Precalcino. Che esordio! Quali sono le tue impressioni della tua prima presenza qui a Montecchio? No, niente, intanto la cosa primaria è che sono molto felice di essere tornato in pista. È stata una storia un po' difficile da affrontare, mandare giù, ma ho trovato un posto molto accogliente che mi ha accolto fin da subito. Abbiamo iniziato subito con gli allenamenti, come se fosse inizio stagione, non ho avuto nessuna difficoltà, quindi ringrazio la società e tutto il gruppo, lo staff per questa accoglienza, ecco. Doppietta appunto all'esordio, quali sono le tue sensazioni? No, niente, io mi sono messo a disposizione del mister e dei miei compagni. Da solo non si fa nulla, vedo che c'è un gran lavoro di squadra. In settimana veramente questi ragazzi non mollano mai un centimetro, alleniamo molte ore, quindi penso che il risultato di questa sera è anche un po' frutto del lavoro che fanno sempre. Dopo, chiaro che si fanno tanti errori, ma a volte c'è anche un po' di sfortuna perché anche questa sera ci è mancato un po' per vincerla anche, quindi ecco, andiamo avanti con la consapevolezza che abbiamo fatto una grande partita e che si può comunque fare meglio. Sì, penso infatti non ci sia da aggiungere altro. Proprio questa sera abbiamo visto il Montecchio non molla mai, gol all'ultimo secondo, letteralmente all'ultimo secondo. Che partita è stata? Forse appunto è mancato qualcosina da vincere. Cosa secondo te è mancato? Su cosa potete ancora fare meglio? Vabbè, sicuramente questa sera affrontavamo una squadra che è Certo. molto organizzata come il Correggio, ha ottimi giocatori, quindi non era facile. Noi sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e non mollare mai come questa sera, no? Ogni pallina regalata c'è un pericolo, quindi ma ripeto, con il 100% tutti quanti penso che ci toglieremo grandi soddisfazioni in questa stagione. Grazie Stefano. Grazie a voi.